Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera si intitola Una sola nota di Zen. Dopo la sua visita all'imperatore, Kakua scomparve e nessuno seppe più niente di lui. Fu il primo giapponese a studiare lo Zen in Cina, ma poiché ne rivelò soltanto una nota e null'altro, non è ricordato tra quelli che portarono lo Zen in Giappone. Kakua andò in Cina e ricevette il vero insegnamento. Durante la sua permanenza laggiù non fece viaggi, meditando incessantemente, visse in un luogo remoto su una grossa montagna. Tutte le volte che la gente lo trovava e gli chiedeva di predicare, lui diceva poche parole e poi se ne andava in un punto ancora più alto della montagna dove sarebbe stato più difficile trovarlo. Quando Kakua tornò in Giappone, l'imperatore sentì parlare di lui e gli chiese di predicare lo Zen a edificazione sua e dei suoi sudditi. Kakua rimase in silenzio davanti all'imperatore. Poi tirò fuori un flauto nascosto dalle pieghe della sua veste e suonò una sola nota, breve. Inchinandosi profondamente, scomparve. Ecco, la storia spiega che tante volte, quando stiamo cercando e perseguendo qualcosa, come può essere appunto il nostro protagonista Kakua, in questo caso lui si allontana dal mondo per riuscire a meditare meglio, per riuscire a vivere nell'assenza dei suoni e quindi coltivare il silenzio, che per i monaci è una sorta di momento di autoconsapevolezza e autocostruzione, nel senso che si crea un percorso interiore e si riesce a evolvere per avere quello che in Giappone, in giapponese si direbbe Satori, ecco l'illuminazione. Ovviamente questo non si fa parlando, ma si fa capendo i suoni e imparando a coltivare il silenzio. Quindi diciamo che è una via per cui imparo ad ascoltare per poi imparare a privarmi di fare rumore. Ecco, tutti lo cercano, tutti vogliono riuscire a capire quello che lui sa e nel contempo imparare da lui, perché finché viene cercato, lui va sulla montagna, poi lo trovano, gli chiedono di predicare poche parole brevi, poi va in un punto ancora più eremitico, cioè cerca ancora di scappare in un certo senso da il rumore, la gente, le coscienze, cerca di proprio vivere in maniera totalmente distaccata e disconnessa da quello che è il pianeta umano per essere proprio più vicino a una connessione personale con la natura. Almeno io la leggo in questo modo. E lui cosa trova? Trova in questo viaggio questa, diciamo, conoscenza interiore che probabilmente appunto potrebbe essere paragonata all'illuminazione. Poi ritorna in Giappone, va a trovare questo appunto imperatore importante e cosa fa? Pronuncia con una sola nota tutto quello che lui ha appreso. Ecco, probabilmente è proprio qui il punto forte, cioè non deve parlare, addirittura suona. È un modo probabilmente per dire che le parole arriveranno sempre solo fino a un certo punto e che probabilmente la predica migliore è quella non detta, è quella non fatta, ma è quella di chi può ascoltare, è quella di chi può capire e condividere quello che c'è attorno e questo accade coltivando il silenzio, ripeto. E questa è una bellissima visione che permette di avere la mente molto aperta, che permette di restare in connessione con tutto e con tutti. Questo perché si può apprendere e si può capire meglio la realtà in relazione con gli altri, non in opposizione o a muro con gli altri. Ecco, questa secondo me è proprio una delle storie che è più orientale che occidentale, nel senso che come metodo proprio di pensiero siamo tanto distanti, eppure è così bello e apprezzabile questo schema di visione, almeno per quanto mi riguarda. Nelle arti marziali lo potremmo paragonare al non dire cosa stai facendo, fallo, dimostralo, non dire cosa senti, senti, prova le sensazioni di contatto, di essere radicato bene a terra nella tua posizione, di non essere squilibrato o di sentire il tuo equilibrio, perché alla fine
dalla stessa sensazione ottieni più spiegazioni. Ecco, è un po' questa l'idea, secondo me, di riuscire a riunire eh, tante deduzioni da una informazione, come anche capire che l'informazione va percepita, non va tanto spiegata o divulgata, va interpretata e quindi restare in sintonia, restare in sintonizzazione, riuscire a essere recettivi al massimo. Ecco, questo secondo me è l'insegnamento di questa storia che appunto si intitolava Una sola nota di Zen, che a mio avviso spiega molto l'idea di Zen. Quindi veramente molto carina. Lasciate qualche impressione se avete anche voi una vostra interpretazione, magari differente, o su YouTube oppure come fate di solito al telefonino e mi mandate qualche messaggio. Ragazzi, buona serata, con questo ho finito. Ciao!